Eder, Mech, Pallister. Abbiamo dato un incarico ad un consulente informatico perché c'era una conversazione, quelle delle 10:57, scusi, una telefonata, che insomma dava segnali, diciamo, diversi, nel senso nell'attivazione della segreteria. Quindi abbiamo chiesto un approfondimento e la Procura ha consentito affinché si facesse questa attività. Tant'è che è stata estrapolata una nuova copia del telefonino di Liliana, l'iPhone 14, che è una copia, diciamo, allargata, completa, e dallo studio preliminare di questa documentazione, noi ad oggi non abbiamo ancora tutte le informazioni possibili, però risulta un vuoto, insomma un'incongruenza su telefonate che risultano sia nel registro delle chiamate, quindi dei tabulati telefonici, ma anche di quelli telematici, però nel telefono non ci sono. Quindi la domanda è ancora aperta, nel senso che non abbiamo delle risposte, però potrebbero esserci delle interazioni umane, così come quella della telefonata delle 10:56, che potrebbe essere stata interrotta da qualcuno. Quindi per noi è fondamentale perché abbiamo un dato certo. Liliana alle 8:40 esce da casa e lascia i telefoni in casa, e quindi Sebastiano dice di non essere stato in casa e quindi di essere tornato più tardi, verso le 2, l'una e mezza, quindi è importante avere queste risposte. Voglio fare questa precisazione perché è stata la stessa Procura e questa informazione ce l'avevamo già nei primi atti che abbiamo ritirato e studiato per presentare la nostra opposizione, che è quella relativa alla telefonata delle 8:22 che fa Liliana a Claudio. Cioè quella telefonata non risulta, l'ho rilevato la questura, insomma gli inquirenti, e anche per noi è importante, e quindi abbiamo chiesto questo approfondimento per capire se, sinceramente lo anticipo, è un'attività difficilissima questa, perlomeno stabilire se la cancellazione, visto che non c'è, sia avvenuta dopo le 8:40. Quindi chi c'era in casa, perlomeno dalle 10:57 all'1 circa, oppure se si è trattato invece di un'anomalia, diciamo, tecnica. Abbiamo insomma ancora è tutto in divenire, lo diceva lei, lo diceva bene, siamo a distanza, sono passati 3 anni e ancora qui stiamo facendo delle indagini che insomma dovevano essere fatte insomma nell'immediatezza o comunque nei mesi successivi, però diciamo Allora, che è ancora tutto da scrivere. è importantissimo a questo punto che venga riaperta evidentemente l'inchiesta, e il GIP ha detto che le prossime indagini saranno fatte per omicidio, il che è tutto dire, e io ho la massima fiducia, come non si può non avere, nell'operato della Procura e degli investigatori, e attendo con fiducia l'esito e sono convintissimo che la verità, non voglio andarmene prima, la verità non può non emergere, e chi ha combinato tutto questo non dormirà sonni tranquilli. Noi abbiamo fatto ipotesi di tutti i tipi, insomma, e meno non abbiamo accettato l'idea che lei potesse suicidarsi, e qua meno che meno, insomma, in questo punto qua. Bisogna dire che oggi come si presenta questo posto è un'autostrada rispetto a quello che era quel giorno, anche, perché di qua saranno passate 10.000 persone, sentieri di montagna. In quel periodo dovevano essere tutto un rovo, obiettivamente, e questo è. E per cui già il fatto che lei si potesse suicidare è una cosa alla quale noi non crederemo mai, mai, mai. Ecco, in questa maniera poi meno che meno, cioè è troppo lampante, insomma, che non può essere un suicidio. Poi una prima di andare a suicidarsi fa la lavatrice, porta via le immondizie, eccetera, eccetera, non l'ho capita. E il fatto che il suo telefonino sia rimasto in casa, anche a questo io non potevo credere, ma poi è emerso che potrebbe essere, semplicemente essendo anche quello, come anche l'altro, di proprietà di Sebastiano, lui glieli procurava, e lei finalmente passava la WIN per prendersi un telefonino tutto suo, senza possibilità di intercettazioni, come probabilmente il suo era. Non esiste una spiegazione ad ora. Ecco, motivo per il quale ben vengano le prossime indagini, speriamo più serie delle prime, perché non hanno prodotto a niente. Tutte le prime indagini in un anno e mezzo hanno prodotto un suicidio. Io non posso presentarmi da Lilli senza la verità in tasca, motivo per il quale tengo duro soprattutto per questo.
Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.